Adesso è con noi in studio Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Insomma, questa sera abbiamo aperto il telegiornale parlando di quello che è stato l'aumento dei controlli da parte della Questura di Pordenone in questi giorni, in occasione anche del ponte. Insomma, si parla di oltre 200 persone controllate, 2 arresti per rapina, insomma, e resistenza a pubblico ufficiale. Questo significa che nonostante le difficoltà i controlli ci sono e sono anche efficaci. Sì, dobbiamo dire quanto sono importanti i controlli, e quindi quando io dico che servirebbe molto più personale, da magari aggiungere non solo negli uffici interni dove la gente poi richiede passaporti, avete visto tutte le problematiche che ci sono state, e con l'avvicinarsi chiaramente dell'estate questo lavoro è intensificato, nonostante gli sforzi che ha messo in atto sia il dirigente dell'ufficio sia il questore per aiutare le persone a ricevere questo documento di viaggio. Il problema è quello di avere più persone che proprio con l'entrata dell'estate, perché i colleghi devono cominciare a fare le ferie. Certo. E quindi un turnover anche agli stessi operatori della sezione volante io credo che sia molto molto importante. Avere più personale significa avere più pattuglie, perché questa pattuglia ha avuto il colpo d'occhio, la professionalità di vedere, tante volte si fanno i controlli proprio a occhio, no? Sulle persone, certo. E quindi di verificare e di controllare queste persone che dovevano poi scontare delle pene, o in questo caso siamo passati oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, e dobbiamo dire che quanto sono importanti, no? Questi controlli. Avere più persone significa avere magari una pattuglia in più, significa, anche se la pattuglia Pordenone, ma comunque per disposizione dal Ministro dell'Interno, di avere la macchina H24, e quindi certo, non possiamo esimere e distorcere personale che sta facendo questo tipo di servizio. Ma avere più personale significa dare anche una fonte di respiro a queste persone, ma soprattutto di avere anche una macchina in più. Che tornerebbe utile ad esempio nei ponti Veda sul prossimo del Ma la polizia stradale che sarà impegnata nel prossimo weekend, voi mettetevi nei panni che tutta la turnazione, la rotazione della giornata del 1° maggio dovrà essere recuperata, e quindi con persone che staranno a casa, magari con venir meno un'attività di controllo in un'altra giornata. Avessimo, ripeto, più gente, se questi sono i risultati con poca gente, io credo che le persone potrebbero essere controllate non solo quando abbiamo l'aiuto, perché in questo caso avevamo l'aiuto di personale del reparto prevenzione crimine che viene utilizzato durante la settimana dalla questura di Pordenone e da tante certo, altre questure. Pensiamo anche che queste persone che giungono da Padova o addirittura da Bologna per venire a darci una mano saranno sicuramente a loro volta impegnate in altre città, cioè tutti quanti vorranno, visto la mancanza di circa 30.000 uomini solo nella Polizia di Stato, avranno la necessità di avere, no, dei controlli maggiori nel proprio territorio, ognuno quantomeno nel proprio territorio. Quindi l'importanza, quando io dico importanza di avere più gente, non significa solo per avere il numero, ma significa avere un turnover per questi ragazzi che sono H24 in strada a fare dei controlli. Questo è il nesso del lavoro, perché ci sono gli uffici, ma ci sono i servizi esterni, ci sono le manifestazioni sportive, certo, e quindi impegni costanti. Tante volte ci ritroviamo a avere un ufficio chiuso perché magari c'è la partita del Pordenone e dobbiamo correre a fare un servizio dovuto, che è quello dell'ordine pubblico. Quindi non è perché si vede la macchina tutto a posto, cioè non vorrei che passasse questo
messaggio, cioè si vedono le macchine ma a scapito magari di tanti altri uffici. Certo. Questo è importante capire. Poi abbiamo sempre detto e torno a dire che questa attività di controllo è necessaria, come sono necessarie per dire le telecamere. Certo. Anche lì io però mi sono sempre battuto perché non vorrei mai che passasse anche qua un altro messaggio, mettiamo la telecamera, possiamo levare il poliziotto. No, il poliziotto è la sentinella della legalità, il carabiniere è la sentinella della legalità, non possiamo dire mettiamo una telecamera e togliamo una pattuglia, non deve essere, la pattuglia deve essere coadiuvata, deve essere aiutata anche magari da un'immagine, no, visivo. Telecamere che molte volte abbiamo visto essere lì ma non funzionare. Poi la gente dice ma come c'erano le telecamere, ma la telecamera non funzionava. Questo non è un problema chiaramente della polizia, ma di chi l'ha installata e della istituzione che l'ha installata. Questo, ecco. Quindi ben vengano le telecamere, ma non dovevano sostituire l'occhio umano. Grazie Raffaele Padrone per Grazie essere a voi. stato con noi. Andiamo avanti col telegiornale, continuiamo a parlare, in qualche modo a restare nel tema ricerca e soccorso, esercitazione Sater 1-23 il 9 maggio in Friuli, l'aviosuperficie Avro a Rivoli di Osopo ospiterà un importante evento organizzato dall'Aeronautica Militare e dal Soccorso Alpino Speleologico Regionale. Sentiamo.